Buongiorno, ben ritrovati con Focus TG. Oggi torneremo a commentare la decisione del Tribunale di Padova di consentire l'iscrizione all'anagrafe dei figli delle mamme arcobaleno, una notizia che abbiamo dato ieri nei nostri telegiornali e commentato anche ieri sera a Focus con grandi ascolti, ma ovviamente c'è tanta altra cronaca, c'è purtroppo un altro schianto, ragazzi che sono in fin di vita dopo uno schianto nella notte, è accaduto a Moriago della Battaglia, andremo lì in diretta, andremo anche da Ilaria Marchiori in diretta da Mestre perché l'8 marzo, il venerdì 8 marzo ci sarà una manifestazione contro la violenza sulle donne, molto altro ancora. Intanto vediamo alcuni titoli del Gazzettino. Questa è una storia friulana, il niqab a scuola, i genitori della bimba si scusano, abbiamo sbagliato, il comune però vuole approfondire, ne parleremo più tardi. Lo schianto nella notte con l'auto contro un albero di cui vi dicevo, giovane di 25 anni in fin di vita, un amico è grave. E poi un incidente in moto in Angola, una notizia arrivata pochi minuti fa, è morto Luca Falcon, veronese, donava protesi ai bimbi vittime della guerra. Con la cronaca andiamo subito a Padova perché in aula la testimonianza di Chiara Miatello, la sorella di Diletta, e cioè la donna che nel dicembre del 2022 a San Martino di Lupari massacrò i genitori. Una storia difficile segnata dalla violenza, quella raccontata ieri in aula durante il processo che vede imputata Diletta Miatello, l'ex vigilessa di San Martino di Lupari, in carcere per il duplice omicidio dei genitori Mariangela Sarto e Giorgio Miatello. La mamma era stata trovata a cadavere la mattina del 27 dicembre del 2022. Il padre, agonizzante, è morto 2 mesi più tardi per le ferite. Ieri nell'aula della Corte d'Assise di Padova è stata ascoltata la testimonianza della sorella di Diletta Miatello, Chiara. La donna, entrata in casa dei genitori allarmata dalla telefonata della badante che non riusciva a farsi aprire, aveva ritrovato i corpi dei 2 anziani massacrati di botte. Chiara Miatello ha raccontato che i genitori avevano paura della figlia Diletta che nel corso di un litigio li aveva anche minacciati di morte. Chiara ha poi raccontato che negli ultimi anni la sorella era diventata intrattabile. La depressione, accumulatrice seriale e i tanti soldi chiesti costantemente ai genitori è fonte di litigio. Ma il racconto che ha colpito tutti in aula è stato quello sul contesto familiare. Chiara ha spiegato al giudice che il padre le aveva picchiate da piccole e aveva alzato le mani anche contro la madre. Abbiamo avuto un'infanzia e un'adolescenza dolorosi, ha rimarcato la donna. Il racconto è durato molto e Chiara poi ha proseguito con i fatti più recenti, evidenziando come nei mesi antecedenti il duplice delitto aveva chiesto al medico di base di eseguire un TSO alla sorella. Il processo riprenderà il 12 marzo. Abbiamo alcuni titoli del Veneto, anche qui notizie di cui ci occuperemo nelle edizioni dei nostri telegiornali. A Venezia una bolletta shock in piazza San Marco, oltre 260.000 euro per la luce arrivata ad un gioielliere. Poi lo studio della neolaureata all'intelligenza artificiale è maschilista. Sara ed Elisa, e qui siamo di nuovo alle mamme arcobaleno, mamme con 4 figli, noi le prime in aula per il riconoscimento, vite in piazza, ma ne è valsa la pena. Ancora la cronaca, picca il fuoco alla cella e 3 agenti di polizia penitenziaria finiscono in ospedale per accertamenti dovuti alle inalazioni di fumo. Ha appiccato un incendio in cella da parte di un detenuto nella sezione detentiva di difficile adattamento nel carcere di Vicenza. A darne notizia il segretario nazionale dell'Unione Sindacati di Polizia Penitenziaria del Triveneto, Leonardo Angiulli. L'incendio è stato domato dal personale che ha chiesto il supporto del servizio sanitario presente in loco al fine di scongiurare l'intossicazione dai fumi sprigionati dalle suppellettili distrutte dall'incendio. 3 unità del contingente del reparto di polizia penitenziaria, fa sapere il sindacato, sono state inviate in ospedale in osservazioni per inalazioni dai fumi. Torna il tema della tutela per il personale, per cui il sindacato USP rinnova alla politica l'invito ad accendere i riflettori, chiedendo lo stato di emergenza delle carceri. È stato un colpo di coda del maltempo questa notte in quasi tutto il Veneto, in particolare nell'Alto Vicentino. Andiamo in diretta da Monica Smiderle a Rosà. A te Monica.
Sì, buongiorno a te direttore, buongiorno a tutti i nostri telespettatori. Un violentissimo temporale si è abbattuto ieri sera nella zona del Bassanese, in particolare a Rosà. Qui siamo in via Garibaldi, con me c'è il sindaco Elena Mezzalira. Un fulmine ha squarciato il cedro che vedete alle nostre spalle, una pianta di circa 20 metri che è stata colpita da questo fulmine, spezzata ed è piombata sulla strada. Sindaco. Sì, buongiorno a tutti. Ieri sera noi eravamo in giunta, stavamo ancora lavorando ed è successo questo temporale inaspettato, di sicuro fuori stagione, un temporale piuttosto violento, e il danno è stato con riferimento a questo cedro, quindi su una strada, in un'abitazione privata, in una villa del nostro territorio che è prospiciente alla strada regionale. Noi ringraziamo i vigili del fuoco perché sono intervenuti subito per mettere in sicurezza la viabilità, e anche 2 pattuglie dei carabinieri sono intervenuti per deviare il traffico, che comunque erano intorno circa le 10, 10 e mezza quando è successo. Quindi ringraziamo davvero, perché in una situazione di pericolo avvenuta anche in tarda serata sono intervenuti subito a servizio, insomma, della cittadinanza. Sul posto dovremo vedere anche le immagini, infatti sono intervenuti i vigili del fuoco di Bassano, ma sono arrivati anche da Vicenza con l'autoscala, perché è stato necessario il taglio di alcuni rami e di parte della pianta che aveva invaso la carreggiata. Fortunatamente, sindaco, nessun automobilista, nessun pedone passava in quel momento. Sì, lungo la strada le piante non sono importanti. È successo, il fulmine ha colpito questa pianta invece secolare, quindi una pianta molto alta, un cedro, e fortunatamente non ci sono stati feriti, quindi danni a persone. Ma in realtà ci sono danni anche alle altre abitazioni della zona, perché c'è stato questo fortissimo fulmine che si è abbattuto. Mi avvicino, c'è un residente, il signor Franco Carlesso. Allora, ieri sera voi avete sentito questa botta fortissima? Sì, stavo guardando la televisione e sono saltato sul divano, è saltata la corrente e poi mode, televisione e tutto il resto. Ecco, tanta paura, ecco, tutto là. Tanta paura, ci raccontavano i residenti, sono tantissime le abitazioni che hanno danni, in particolare agli impianti elettrici e anche alla rete, ai dati. Sì, dai, tutto a posto, dai, battono. Certo che, insomma, è un temporale fuori stagione. Fuori stagione proprio, è iniziato presto i temporali quest'anno, fanno paura, dai. Tutto. Da Rosà, direttore, è tutto. Io ringrazio anche il sindaco e restituisco la linea allo studio. Grazie molte Monica. Andiamo avanti col maltempo, perché questa ondata improvvisa questa notte ha colpito la zona tra il Bassanese e il Vittoriese in particolare, soprattutto nel Bassanese vento, fulmini e grandine, nel Vittoriese con grandinate fitte, nella zona di Tarzo. Sono stati numerosi i video anche sui social postati per immortalare il temporale, questa ondata improvvisa di maltempo dopo 2 giorni di piogge intense, e anche la grandine fuori stagione. Vedete, dei grossi chicchi sono caduti, ci sono stati danni contenuti all'agricoltura visto il periodo. E dopo i temporali di ieri sera, che hanno colpito così un po' a macchie di leopardo, continua la variabilità, specie sui monti, dove non sono esclusi dei veloci piovaschi. Andrà meglio in pianura, con schiarite a tratti anche ampie tra mattinata e pomeriggio. Un nuovo leggero peggioramento potrebbe arrivare in serata, con deboli piogge e neve sui monti oltre i 1100-1300. Situazione che rimarrà simile anche nei prossimi giorni, in attesa di un nuovo peggioramento per il weekend, con piogge in pianura e occasioni per nuove nevicate sui monti, a quota però leggermente più alte. Vi lasciamo c'è un live da Livigno, dove l'atmosfera è magica, e qui si è tornati a Natale con meno 4 gradi e neve moderata in atto. Avete visto queste immagini significative.
Adesso torniamo alla cronaca e alle operazioni delle Fiamme Gialle. La Guardia di Finanza ha denunciato un ingegnere altopianese per contraffazione di titoli edilizi. Consegnava ai suoi clienti titoli edilizi per la costruzione o l'ampliamento di edifici e l'avviamento di attività, dichiarando loro di averli presentati al rispettivo comune come da legge, ma in realtà erano contraffatti. È finito nei guai un ingegnere scoperto dalle Fiamme Gialle dopo una serie di accertamenti a seguito di anomalie segnalate da un comune dell'altopiano di Asiago. Il professionista aveva formato presso il proprio studio decine di titoli edilizi sui quali aveva apposto, usando dei lucidi, un timbro di protocollo di ricezione appartenente all'ente pubblico in questione. Dopo aver redatto il documento contraffatto, lo consegnava ai clienti, i quali, in totale fiducia, avviavano lavori di manutenzione di immobili anche per consistenti importi. La Finanza ha accertato anche la formazione di numerosi titoli edilizi per l'installazione di appostamenti precari per la caccia, pure questi contraffatti e mai presentati agli uffici competenti. A togliere ogni dubbio agli inquirenti il confronto tra i dati acquisiti nel corso della perquisizione nello studio dell'ingegnere e quelli depositati all'ufficio tecnico del comune, dove al posto dei titoli edilizi è risultata protocollata tutt'altra corrispondenza. Per l'uomo è scattata una denuncia per contraffazione di altri pubblici sigilli e la violazione dell'articolo 44 del testo unico edilizia. Pauroso schianto nella notte a Moriago della Battaglia, un 25enne in gravissime condizioni. Andiamo subito in diretta da Edi Caliman. Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori. Siamo a Moriago della Battaglia in via degli Arditi a testimoniare l'ennesimo incidente sulle strade della Marca. Come hai detto bene tu, gravissime le condizioni di un 25enne, erano in 3 nell'auto questa notte, un'auto che è uscita di strada autonomamente. Vediamo per terra, con l'aiuto anche di Alberto Pivetta, i segni della fuoriuscita, circa 50 metri di percorso che la macchina ha compiuto fuori dal tracciato della strada fino a schiantarsi in un albero. Siamo contro un albero. Siamo in compagnia del vice sindaco Michele Lovadina. Vice sindaco, 3 ragazzi giovani, tutti intorno ai 25 anni, ragazzi della zona. Sì, buongiorno, sì. Saluto a tutti. Erano 3 ragazzi qua di Moriago, residenti tutti e 3 a Moriago, attorno ai 24, 25, 26 anni, insomma, bravi ragazzi, ben integrati nel nostro tessuto sociale. Purtroppo uno di questi sta veramente male, appunto è ricoverato in gravi condizioni, mentre gli altri 2 hanno delle ferite solamente lievi. L'incidente è successo stanotte verso l'1:30 con la pioggia, strada Truccioleole, non è illuminata perché è una strada secondaria che porta a un parco naturalistico dell'Isola dei Morti che abbiamo qua, particolarmente interessante. Probabilmente stavano accompagnando a casa il ragazzo, quello che si è fatto più male, che abita qui vicino, a poche centinaia di metri in centro paese, credo la velocità, non ci sono altre cose che possono spiegare altrimenti un dramma del genere, insomma. È un impatto molto violento che ha reso necessario l'intervento, direttore, dell'elicottero del SUEM 118 che è prontamente intervenuto e trasportato per trasportare il ragazzo che è stato trovato in gravissime condizioni all'ospedale Cafoncello di Treviso, dove è attualmente ricoverato. Vice sindaco, è una strada secondaria piena di curve, una strada dove tendenzialmente non si corre, ci raccontava anche molto frequentata da persone che arrivano a passeggiare per arrivare in questa oasi naturalistica che ci raccontava. Assolutamente sì, infatti è una strada tra l'altro che è stata appunto accompagnata, li hanno piantata in passate amministrazioni degli alberi proprio per agevolare le camminate, le passeggiate da parte della gente che si reca a questa isola naturalistica. Si spera sempre che le macchine non corrono, qualcuno corre sempre, però insomma è anche stretta e quindi bisogna mantenere una velocità assolutamente moderata. Infatti a testimoniare l'ennesimo incidente sulle strade della Marca, un appello quindi sì, vice sindaco, a fare in modo che questi incidenti non succedano più. Assolutamente sì, l'appello è sempre quello di andare piano il più possibile perché le insidie sono dietro l'angolo, soprattutto di notte e con la pioggia bisogna assolutamente andare piano. Purtroppo i giovani non si rendono conto dei rischi in cui incorrono le macchine.
corrono, sono veloci, sembrano sicure, però poi basta mettere le ruote fuori dall'asfalto e succedono queste disgrazie e poi si deve piangere. Noi siamo vicini come amministrazione sicuramente alla famiglia, che in questo momento sarà molto molto provata. Ci raccontava vice sindaco direttore in una battuta una particolarità di questa via, perché l'albero in questione lo vediamo alle nostre spalle, dove si è schiantata questa notte l'auto dei 3 ragazzi. Tutti originari, ricordiamo, di Moriago. Ha una particolarità, hanno una particolarità questi alberi? Sì, questi sono alberi che sono stati piantati una ventina d'anni fa e ogni albero porta il nome di un bambino nato nell'anno in cui è stato piantato l'albero. Ce ne sono nelle varie strade qua di Moriago e l'auspicio era quello che il bambino crescendo si occupasse anche di quest'albero. Ognuno ha un numero, adesso magari non ci sono più, però ecco, è una cosa bella, spiace che venga adesso accomunata invece un incidente così grave. Ecco. Direttore, questi gli ultimi aggiornamenti da Moriago della Battaglia. Se non hai domande, con l'aiuto di Alberto Pivetta ti restituirei la linea. Grazie molte, grazie Edi, a te, Alberto Pivetta e al vice sindaco di Moriago. È incredibile, no? Avete visto una campagna aperta, grandi prati, cioè un albero e si schiantano contro un albero, perché vanno a velocità folle, ed è veramente incredibile che possano accadere degli incidenti di questo genere. Controlli antidroga intanto, perché spesso gli incidenti sono provocati anche dall'uso di stupefacenti. Controlli antidroga della squadra mobile di Padova con 4 persone che sono state arrestate. 4 arresti e una denuncia, questo è il risultato dei controlli antidroga messi in campo dalla questura di Padova. Diverse le zone controllate dai poliziotti. In via Vecellio, all'Arcella, un 32enne tunisino è stato trovato a spacciare nelle vicinanze di un bar. Da diversi giorni gli uomini della squadra mobile seguivano i movimenti dell'uomo. Ieri lo hanno notato all'interno del bar, senza consumare, in evidente attesa di qualcuno. Uscito dal locale, lo hanno fermato e gli hanno trovato addosso 11 dosi di cocaina, oltre a 550 euro in contanti. L'uomo è stato portato in questura in attesa di giudizio. Controlli anche lungo il Brenta, a Pontevigo d'Arzere, dove i poliziotti in borghese hanno fermato uno spacciatore 22enne richiedente protezione internazionale che per vendere droga si nascondeva tra la vegetazione. Accortosi degli agenti, ha cercato di scappare, liberandosi anche di un coltello serramanico con una lama di 21 centimetri. Anche su di lui sono state trovate diverse dosi di droga e 385 euro in contanti. È stato trattenuto in questura anche lui in attesa di giudizio. Per entrambi il giudice ha concesso il nulla osta per l'espulsione. Un 66enne padovano è stato invece sorpreso a cedere droga ad un giovane mentre era seduto nella sua auto. L'uomo era insieme a una veneziana di 55 anni, trovata con 2 boccette di metadone che teneva in una borsetta termica. La coppia è stata arrestata per concorso in spaccio di sostanze stupefacenti. Un 30enne tunisino, infine, è stato denunciato per aver venduto hashish a una giovane studentessa di psicologia. In regia oggi Andrea Basso e Renato Capoi. Adesso andiamo in diretta a Padova da Chiara Gaiani, una giornata triste. Ieri la presentazione del libro scritto dal padre di Giulia Cecchettin e domani i funerali a Bovolenta di Sara Burattino, uccisa dall'ex compagno. Subito in diretta da Chiara Gaiani. Gigi. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, lo dicevi tu con il collega Federico Cibotto, ci troviamo in Prato della Valle, alle spalle la Basilica di Santa Giustina, lo ricorderete, l'abbiamo vissuti in diretta quei momenti, il 5 dicembre, l'ultimo saluto a Giulia Cecchettin, con migliaia di persone che si sono strette alla sua famiglia, a papà Gino, che è diventato davvero un simbolo dopo la morte della figlia, un simbolo della lotta e del volere andare avanti per
perché non ci siano altre Giulie, stretto ai figli che erano presenti con lui anche ieri sera al Teatro Verdi, dove in tanti hanno voluto ascoltare la presentazione del libro scritto da papà Gino insieme allo scrittore veneziano Marco Franzoso. Cara Giulia, il titolo, un libro che papà Gino ha raccontato, ha sentito il dovere di scrivere perché non ci siano altre Giulie, e infatti tutti i fondi raccolti andranno alla creazione di una fondazione. Ma allora riviviamo passo passo i momenti di una serata, dell'ennesimo momento che resterà davvero indimenticabile, scolpito nei cuori in questa tristissima vicenda che dall'11 novembre, il giorno in cui è morta Giulia, sta davvero lavorando, una famiglia che sta lavorando per scuotere le coscienze perché casi del genere non ci siano più. Tra l'altro lo sentirete nel servizio, papà Gino ha ricevuto anche la telefonata di Papa Francesco. Ma allora sentiamo il servizio della collega Valentina Visentin. Lei era quella che ti dava forza per andare avanti, per fare le cose che normalmente magari ti dava fastidio fare, no? Un libro scritto con la forza di Giulia e per tutte le Giulie che si potranno salvare grazie a questo racconto. Gino Cecchettin, davanti alla platea del Teatro Verdi di Padova, ha presentato il suo libro Cara Giulia, quello che ho imparato da mia figlia. Gino è un padre che affronta il suo dolore perché ha capito che Giulia, la sua Giulia, è diventata un simbolo riconosciuto in Italia e anche all'estero, che ha scosso le coscienze nella lotta contro la violenza alle donne. Ricevo un sacco di telefonate, questo significa che ci sono un sacco di situazioni critiche di donne che non posso aiutare. Questo è un dato di fatto, perché io non ho competenze per poter aiutare chi è in difficoltà, però mi faccio da tramite e quindi passo il contatto a un professionista. Ho avuto modo di conoscerne tanti, o di associazioni che sono o nel nostro territorio o nella zona vicino a chi mi chiama, per cercare di aiutarle. In sala anche Davide ed Elena, gli altri figli. Gino ha ringraziato proprio Elena per avergli aperto gli occhi sul concetto di patriarcato. Oggi tutti insieme ricordano ogni giorno Giulia, con aneddoti che fanno sorridere ma non cancellano il dolore. Gino Cecchettin poi parla dei doni che ha ricevuto dopo la morte della figlia, come una telefonata di Papa Francesco ricevuta attraverso Monsignor Zuppi, presidente della CEI. Ti passo il Santo Padre. Per quanto uno non ci creda, ma comunque lui rappresenta 2 miliardi di persone. E quando senti le parole, senti 2 miliardi di persone che ti danno una pacca sulle spalle, che ti sostentano, e quello aiuta. Il libro Cara Giulia è stato scritto insieme allo scrittore veneziano Marco Franzoso. I proventi andranno a sostegno della fondazione che sarà dedicata a Giulia. Abbiamo già individuato quelli che saranno i piani d'azione, quindi saranno quelli di aiutare delle associazioni già presenti nel territorio e quindi di essere operativi fin dall'apertura, di fare formazione, quindi non io, diciamolo subito, ma anche lì team di professionisti, magari psicologi, avvocati, criminologi, gente che possa andare per le scuole e chiaramente fare dei seminari per insegnare l'affettività e altri temi che possono essere utili per combattere la violenza. Poi borse di studio, e vorremmo arrivare anche alla creazione di case rifugio. Ecco, parole che colpiscono sempre il cuore, quelle pronunciate da papà Gino, perché è il modo in cui le pronuncia, uno stile molto calmo, molto sobrio, molto pacato, che però non risparmia niente a nessuno, quello che dice deve dire. È davvero insomma un uomo che ti colpisce per la serenità con cui sta affrontando questa vicenda, ma anche per la sua forza. E purtroppo Padova in quest'ultima settimana è stata colpita da un'altra tragedia, un altro femminicidio. Sara Burattin martedì della scorsa settimana è stata trafitta da 50 coltellate dall'ex compagno, che poi si è lanciato nelle acque del Bacchiglione. Un fatto che abbiamo seguito passo passo, che vi abbiamo raccontato. Domani tutto il paese di Bovolenta si stringerà alla famiglia di Sara, alla mamma, alla figlia quindicenne. Allora noi vi lasciamo questo servizio che abbiamo confezionato questa mattina da Prato della Valle con la collaborazione di Federico Cibotto, poi la linea torna allo studio.
Un saluto sobrio perché l'intera comunità possa stringersi al dolore della famiglia di Sara Buratin, alla mamma e alla figlia. Si svolgeranno così domani pomeriggio nel santuario di San Gabriele i funerali della quarantenne uccisa con 50 coltellate dall'ex compagno. In comune è proclamato il lutto cittadino dalle 14 alle 18, scuole chiuse in anticipo, chiuso il municipio e tutti gli edifici pubblici. Anche i cittadini sono invitati a partecipare al dolore di tutta la comunità. La celebrazione, presieduta dal parroco Don Lodovico Casaro, sarà conclusa da un breve discorso di commiato della sindaca Anna Pittarello, che rivolgerà un pensiero particolare alle 2 famiglie della comunità coinvolte. Sabato nella stessa chiesa saranno celebrati anche i funerali di Alberto Pittarello, l'ex compagno della donna che dopo averla assassinata si è tolto la vita lanciandosi con il suo furgone nelle acque del Bacchiglione. Per permettere a quanti vorranno esserci di partecipare al funerale di Sara Buratin, nel sagrato della chiesa saranno posizionati degli altoparlanti. Il comune sta anche organizzando la gestione dei parcheggi. Grazie molte a Chiara Gaiani. Ovviamente seguiremo i funerali di Sara Buratin. Volevo aggiungere a quanto ha detto Chiara Gaiani su Gino Cecchettin, che sono vergognosi i post che si leggono in questi giorni sulla pubblicazione di un libro di Cecchettin, sulla sua presunta voglia di protagonismo, sulla sua presunta voglia di visibilità. Ma di che visibilità possiamo immaginare voglia avere un uomo così profondamente segnato? È una reazione anche emotiva, è anche terapeutico per chi subisce dei traumi di queste dimensioni, cercare di ravvivare il ricordo della figlia, di parlare con la figlia attraverso un libro, di cercare di aiutare gli altri. Ed è chiarissima la forza e la dignità di un padre che ha perso in maniera tanto tragica la figlia, che vuole soltanto mantenerne il ricordo e sostenere coloro che possono rischiare di subire violenze o che le hanno subite. Quindi tutti questi commenti sono veramente indecenti e bisognerebbe che i social automaticamente, ci fosse un automatismo che li cancella per la loro volgarità e la loro crudeltà, vorrei anche dire. E veniamo alle mamme arcobaleno. Per loro è stata una vittoria perché il Tribunale di Padova ha respinto i ricorsi della Procura là dove si sosteneva che gli atti di iscrizione dei figli all'anagrafe non fossero validi, non riconoscendo la Procura come seconda mamma la mamma adottiva. C'è una mamma biologica in queste coppie, c'è una mamma adottiva. La Procura sosteneva che non si poteva considerare una seconda mamma e quindi non si potevano iscrivere all'anagrafe dei figli. Sentiamo anche le reazioni politiche. Sono soddisfatto con questo di coscienza, io sono un nonno, ho nipoti, non mi sarei mai sentito di fare bambini in serie A, bambine serie A, serie B. Come ho detto tante volte, ha vinto l'amore. Quando entravo nel mio ufficio o andavo all'anagrafe, vedevo le mamme sorridenti, avevano il sole negli occhi, sorridevano serene, felici, con questi piccoli bambini e bambine. È commosso Sergio Giordani dopo aver appreso la notizia che il Tribunale di Padova ha respinto i ricorsi della Procura contro gli atti di nascita dei figli e delle figlie di coppie di mamme che nel corso degli anni lui stesso, da primo cittadino di Padova, ha registrato all'anagrafe. Una prima battaglia vinta, ma questo non basta, bisogna colmare il vuoto normativo per evitare che altre coppie di mamme vivano la lunga trafila giudiziaria che stanno vivendo le famiglie arcobaleno padovane. L'atto di nascita non ha motivo per essere rettificato. Nel senso, va bene così com'è, e riconosce, questo è un passaggio molto importante, riconosce che non è possibile così indefinitivamente nel tempo contestare un documento che di fatto va ad individuare l'identità di un bambino e mette i presupposti perché coloro che l'hanno messo al mondo, sia biologicamente che no, che se ne fanno carico materialmente e moralmente, che lo inseriscono in un contesto familiare, dire improvvisamente che questa cosa non esiste più. La decisione del Tribunale di Padova è stata commentata anche dalla segretaria del PD, Ellie Schlein, che plaude al coraggio del sindaco Giordani e invita il Parlamento ad approvare una legge che riconosca pari dignità
dignità a tutte le famiglie. Dal valico di Rafah, dove sono in viaggio verso Gaza, arrivano anche le dichiarazioni dei parlamentari veneti Dem. Il Tribunale di Padova blocca la furia ideologica del governo Meloni e ristabilisce un dato di realtà: quelle famiglie esistono e quei bambini devono avere gli stessi diritti degli altri, scrive l'onorevole Alessandro Zanna, a cui fa eco la deputata trevigiana Rachele Scarpa. È sicuramente una buona notizia e oggi festeggiamo, ma dobbiamo rimanere vigili, perché abbiamo visto come questo governo, attraverso atti e direttive, non manchi mai di mettere in atto una regressione discriminatoria che è una vera e propria guerra alle famiglie arcobaleno e alla diversità. Onorevole Rachele Scarpa, ieri sera ne abbiamo parlato a Focus, tra gli ospiti c'era anche Giovanni Battista Mestriner, candidato sindaco di Scorzè. Sentiamo una breve parte del suo intervento. Legislativo molto, molto serio, cioè al di là della discussione di principio, no? L'onorevole ragionava e diceva: la società cambia, dobbiamo dare i diritti ai bambini. Non è che i bambini hanno meno diritti, cioè i diritti ai bambini sono sempre assicurati in qualsiasi caso. È una rispettabilità sociale, chiamiamola così, no? Sono d'accordo o non sono d'accordo, non importa. Guardate che lo strumento che i sindaci del Partito Democratico e qualche sindaco di centrodestra, e che viene giustificato adesso da un onorevole e anche dalla consigliere regionale, è uno strumento sbagliato. Cioè qui cosa c'è? C'è la legge che dice che nel certificato di nascita metti il tuo papà e la tua mamma. Punto. Volete una cosa diversa? Cambiate la legge. Cambiatela. Quando eravate in maggioranza la cambiate, quando siete all'opposizione la cambiate. I tribunali un tribunale decide di sovvertire la legge che c'è in nome di principi ideologici. Possono condividere o non condividere, possiamo dire che è il progresso o che è il regresso della società, non importa. I giudici stanno decidendo per i cavoli loro, per non dire un altro termine, in barba alla legge, e hanno definito che quel bambino nell'atto di nascita ha due mamme. Attenzione, perché il problema che pone Gio Formaggio non è una cosetta da poco. Se nell'atto di nascita quello ha due mamme, quando la mamma non vera, scusate, è sbagliato, non biologica, dovesse separarsi dalla mamma biologica, in teoria il rapporto di filiazione, stando quel certificato, rimane. E ci sono degli obblighi che... Allora, questo era Giovanni Battista Mestriner, un bel dibattito ieri sera, ne parleremo ancora. Adesso andiamo in diretta a Mestre a proposito di violenza sulle donne, perché ci sarà una manifestazione. Andiamo subito da Ilaria Marchiori. A te, Ilaria. Sì, buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ancora in corso la conferenza stampa per illustrare quella che sarà questa manifestazione in occasione dell'8 marzo, festa della donna, qui a Mestre. Una manifestazione che vuole porre l'attenzione ancora una volta, perché come dicono gli organizzatori ancora troppo deve essere fatto, visti i femminicidi dall'inizio dell'anno ad oggi, l'ultimo quello di cui abbiamo sentito parlare anche poco fa, di Sara a Bovolenta. Chiedere dunque maggiore sicurezza. Una manifestazione organizzata dal Laboratorio Climatico Pandora, ma che ha visto l'adesione di tante altre associazioni di Mestre e dintorni, proprio per essere numerosi. Insieme a noi qui c'è Valentina Valerio del Laboratorio Climatico Pandora. Allora Valentina, voi su cosa volete porre l'attenzione? In primis sulla sicurezza. Allora sì, noi vorremmo parlare un po'. Diciamo che parlando di violenza di genere ci sono varie cose che potrebbero essere affrontate. Sicuramente noi vediamo i femminicidi, ma sono la punta di un iceberg enorme e di una violenza sistemica che ogni giorno come donne viviamo, e come anche soggettività queer. Per cui in questa manifestazione qua, quella che si terrà appunto l'8 marzo in Piazzale dei Bus della stazione di Mestre alle 6, vuole essere una manifestazione che parla anche di alcune soluzioni concrete che si potrebbero prendere per migliorare la vita delle persone in questa città.
In questi anni abbiamo sentito tantissimo parlare di sicurezza, la nostra amministrazione si è fatta simbolo anche di quella che è una grande militarizzazione della città, un aumentare sempre di più delle forze di polizia, quando ci verrebbe anche un po' da chiedere se davvero questa è una soluzione che pensano sia buona, perché non ha minimamente aiutato quella che è la vita delle persone, anzi andando ad aumentare la militarizzazione, nel contempo a tagliare servizi per le cittadine e i cittadini, non sta facendo altro che peggiorare quella che è la situazione già difficile della nostra città. Quindi voi dite sì, forze dell'ordine, presidi, a volte abbiamo visto anche i militari, ma non è sufficiente, serve ben altro ad esempio? Serve ben altro, servono servizi, servono centri antiviolenza, servono banalmente i mezzi pubblici gratuiti anche nelle ore notturne, e che non siano 2 come già vediamo tutti i giorni che sono. Serve banalmente riprendere in mano i posti abbandonati, e non per costruirci solamente centri commerciali, supermercati e case di lusso, ma per metterci dentro donne vittime di violenza che devono trovare una casa sicura, per metterci dentro migranti che dormono per strada, per metterci dentro persone senza dimora che non hanno una casa dove stare e che in queste condizioni non hanno molte scelte se non quelle di rimanere là, e magari anche finiscono in dipendenze da sostanze o altro. Per cui noi davvero vorremmo dire forte e chiaro che delle soluzioni, almeno per aiutare le persone a vivere bene in questa città, ci sarebbero. Grazie Valentina. Come sentite, l'appello è sempre lo stesso, quello di agire sul sociale, un appello che arriva non solo dai nostri ospiti qui oggi, ma che abbiamo sentito anche nei giorni scorsi, quando siamo stati a seguire il presidio in via Giustizia a Mestre, dove ormai il degrado e i bivacchi sono all'ordine del giorno. I dipendenti delle carrozzerie lì vicino, degli altri luoghi di lavoro con gli stessi titolari hanno lanciato questo forte appello: agire anche sul sociale, così come hanno fatto anche poi nei giorni seguenti forze politiche della nostra zona, anche del comune, anche dell'opposizione. Ultima cosa, il percorso quale sarà? Ce lo dice Laura Fontolan. Allora, noi venerdì 8 marzo partiremo alle 6 dal piazzale della stazione di Mestre, e noi abbiamo individuato quel posto perché è un posto sicuramente simbolico per tutto quello che veniva detto prima da Valentina. L'idea è quella poi di attraversare tutte le zone circostanti, che sono comunque zone degradate tra molte virgolette, per anche attraversare poi infine il sottopasso, che anche quello è uno dei posti caldi di questa città, in cui forse dovremmo iniziare a pensare come risolvere questo problema. Ecco, anche noi ci saremo alla manifestazione, la seguiremo in diretta, quindi potremmo anche ascoltare, oltre a queste, anche altre voci. In velocità vi ricordo che sarà una giornata campale, perché è stato indetto anche uno sciopero generale per tutta la giornata, settore pubblico, settore privato, però è stato detto che il trasporto pubblico invece in questo caso non verrà toccato. Sarà comunque importante seguire anche quest'altro aspetto della giornata di venerdì 8 marzo. Io qui da Mestre restituisco la linea allo studio. Grazie molte a Ilaria Marchiori e alle sue ospiti. C'è un problema di sicurezza non solo nelle manifestazioni che si svolgono nelle città, ma anche nelle adunate. Si va verso l'adunata degli Alpini, e allora vediamo che cosa stanno discutendo gli alpini e le forze dell'ordine proprio su questo, sulla garantire la sicurezza durante questa enorme, grandissima e seguitissima manifestazione, che ovviamente noi seguiremo con le nostre emittenti in diretta. Andiamo a Vicenza. Un passo dopo l'altro verso l'adunata degli Alpini. Oggi un incontro importante, siamo in compagnia del presidente dell'adunata nazionale degli Alpini, Maurizio Pinamonte, e un incontro che verte sulla sicurezza. Sì, certo, è un incontro importante, lo facciamo proprio l'incontro organizzato dalla Questura di Vicenza, dove ci troveremo con tutti i vari responsabili dei settori per la sicurezza, piano sanitario e tutti gli aspetti legati all'adunata, in modo
modo che la Dunata che riesca in tutti i modi, sia per quanto riguarda anche il piano della sicurezza e l'organizzazione completa. Lei mi diceva ci sono diversi settori che andrete a scandagliare, anche quello del primo soccorso ad esempio, così come quello dei parcheggi, così come le scuole? Sì, certo, abbiamo fatto anche un piano operativo con l'azienda sanitaria, con il 118, stanno facendo un piano sanitario proprio per l'organizzazione di tutte le eventuali eventi che possono capitare in quei giorni della Dunata, dove faremo anche come associazione un ospedale da campo che sarà posizionato in Campo Marzo, dove ci sarà la nostra cittadella degli alpini. Avremo anche dei posti medici avanzati che stiamo organizzando con il 118 proprio per garantire la sicurezza non solo agli alpini che verranno, ma a tutta la comunità di Vicenza. E poi anche il tema scuole è un po' in ballo, si pensa anche alla chiusura delle scuole della provincia, soprattutto le scuole superiori. Sì, certo, le scuole, noi abbiamo chiesto, è stato condiviso, dovrebbero essere chiuse dal giovedì al venerdì tutte le scuole superiori nella provincia e le scuole di primo e secondo grado in città. Adesso stiamo vedendo appunto con gli organi preposti per organizzare tutto, per condividere questo momento, anche perché tutti i mezzi di trasporto che sono stati messi a disposizione da SVT, della società trasporti, verranno utilizzati anche per le navette, per le comunicazioni in tutta la provincia. Ricordo che faremo sempre in accordo con SVT, faremo una tessera, una card che sarà valida 3 giorni come biglietto di utilizzo di tutti i mezzi su gomma per tutta la provincia. Sarà un prezzo contenuto, dovrebbe essere 10 euro e quindi in 3 giorni con quella tessera si possono utilizzare tutti i mezzi. Ecco, quindi l'organizzazione va avanti, oggi si parlerà nello specifico di sicurezza, abbiamo detto un incontro importante con i vertici locali della sicurezza qui alla caserma Sasso. Adesso noi la lasciamo andare, intanto la ringraziamo. Certo, noi facciamo questo incontro, ce ne saranno ancora molti altri, proprio per cercare di organizzare al meglio il nostro evento, in modo che sia un evento straordinario non solo per gli alpini ma per tutta la città, e invitiamo anche tutti i cittadini a condividere con noi questi giorni della Dunata, perché saranno veramente giorni gioiosi, di festa e di gioia per tutti. Grazie mille. Grazie. La lasciamo andare. Grazie molte a Luisa Bertini, al presidente del comitato organizzatore della Dunata, e andiamo alla politica, alla reazione vivacissima del sindaco Luigi Brugnaro anche ieri sera a Focus rispetto all'inchiesta sui dossieraggi di cui è stato vittima insieme ad altri 300 tra politici e personaggi dello spettacolo e anche dello sport. Ha parlato di una situazione che ricorda Gladio, quindi apparati deviati dello Stato. Sentiamo il sindaco. Lascerò lavorare la magistratura perché per fortuna c'è Cantone, che è un magistrato di primissimo livello, e credo che sia venuta a coscienza di tutti. Aggiungo, per fortuna c'era il ministro Crosetto che gli è capitato, lui ha fatto una denuncia, un governo che ha onestamente un altro tipo di atteggiamento, cioè non vuole affossare nulla. Chissà che vengono fuori tante cose. Più che indignato, così Brugnaro si professa ai giornalisti commentando il dossieraggio anche a suo carico, una campagna di fango in piena regola sostenuta da ragioni di carattere politico ed economico, dice, puntando il dito contro il Domani, giornale edito da Carlo De Benedetti. La cosa che secondo me andrà approfondita da loro, dagli investigatori, credo c'è un'indagine in corso adesso, sarà il ruolo che ha avuto questo giornale, il Domani. In questo caso io temo che sia stato il giornale a chiedere a questo soggetto, a lui o che organizzazione sia, non si sa, di avere degli approfondimenti su un qualcuno che stava già attaccando. Smentisce poi le voci su un suo possibile passaggio in Fratelli d'Italia, che stando a fonti ben accertate lo potrebbero candidare per le prossime regionali come presidente del Veneto, essendo svanita la speranza del terzo mandato sia per i sindaci che per i presidenti di regione. Io ho fatto un partito, si chiama Coraggio Italia, apposta perché non mi tirano per la giacchetta. Ecco qua, so piccolo, però sono libero. Ribadisce inoltre la necessità dei 2,5 euro passeggero di tassa di imbarco all'aeroporto.
Nel ricorso Save ha scritto che quella tassa avrei dovuto caricarla sui cittadini veneziani. Cioè, questi vengono da tutto il mondo a far festa, a fare il turismo e devono pagare i cittadini veneziani lo sporco. Ma scusate, 2,5 euro, se non lo facevo, con che titolo poi oggi posso chiedere di rifinanziare la legge speciale? Qui comandiamo noi, conclude, liquidando così anche la richiesta di una marcia per la sicurezza a Mestre avanzata dalla comunità bengalese. Li riceverò volentieri, insomma, li chiamerò io per parlarci. Chi apre un negozio deve tenere in ordine, deve rispettare le norme, che la comunità bengalese faccia l'amministrazione, ci insegni le norme delle regole, insomma, cioè, su questo ne passa. Comunque siamo sempre disponibili, noi parliamo con tutti, però qua comandiamo noi. Comandiamo noi, dice il sindaco Brugnaro, che ieri sera era a Focus, abbiamo parlato di tanti temi e tra questi anche il contributo d'accesso e c'è il conto alla rovescia. Sentiamo cosa ci ha detto. Diciamolo ai veneti, noi chiediamo scusa, io chiedo scusa, io sono nato a Milano, a Spinea, cioè, a Venezia mi chiamano contadini, cioè sono un campagnolo, sono orgoglioso di questo, ma lo dico, io vado in barca più di tanti altri, io vivo in mare praticamente, però lo dico perché non ci deve essere protervia, non c'è voglia di dimostrare qualcosa. Il problema è che il centro storico di Venezia, credetemi, e voi veneti lo sapete bene perché adoriamo Venezia, ci faremo tagliare tutte e due le braccia per salvare il centro storico di Venezia, perché è la nostra storia, è la storia del Veneto, è la capitale perché era uno Stato democratico, era la prima repubblica libera d'Europa, la Repubblica di Venezia, per cui siamo tutti veneziani e tutti quelli che amano Venezia capiscono quello che sto dicendo. Allora qual è il problema? Che ci sono gli spazi liberi della città, i Masegni, le Calli, le Corti, sono quelle, ci sono quei metri quadrati, non ce ne sono di più. Su 7 miliardi di cittadini al mondo, tutti, abbiamo delle analisi su questo, tutti, almeno una volta nella vita vogliono venire a Venezia. Io ho fatto i conti, molto semplice, che uno viva 100 anni, moltiplichi 100 anni per il numero di cittadini, non ci staranno tutti, neanche una volta al mondo. È un dato oggettivo, perché la città, dal punto di vista proprio fisico, è quella. Allora noi stiamo cercando intanto che chi viene a Venezia riesca a uscire anche dalla città e veda qual è la storia della Repubblica di Venezia, che vuol dire andare a vedere le nostre mura, i nostri castelli, le nostre città, dove ci sono i leoni di San Marco dappertutto. Cioè, io dicevo, dalle Dolomiti al mare, perché questa è la nostra Repubblica. Dove nasce l'acqua bisogna risalire, perché Forni di Zoldo si chiama così, perché hanno i forni, dove forgiavano il ferro per le navi. Le navi non avevano soltanto le armi, avevano le carrucole, le viti, le chiodi, cioè le cose, tutta la ferraglia che serve anche per far girare le cime, le corde, queste robe qua. E veniva fatto da montanari. Non è che il veneziano era diventato un esperto di ferro, c'erano i proprietari del Veneto che venivano a farsi casa ai Parioli, a Venezia. No, non erano i veneziani che andavano in gita a Vicenza a vedere così, non sapevano dove andare. No, erano i proprietari vicentini che si facevano, erano talmente ricchi che venivano a Venezia dove c'era la musica, il balletto, c'era la schiavitù, c'erano le donne, c'era un carro. E questo era il sindaco Brugnaro ieri sera a Focus. Brugnaro nelle interviste parte da un argomento e poi ne infila altri 4 o 5, per cui poi si parla di tutto e di più. È stata un'intervista molto, molto seguita ieri sera a Focus. Intanto andiamo a Bassano del Grappa perché a proposito di violenza contro le donne a Venezia, Brugnaro ha parlato anche della sicurezza, della necessità di adottare provvedimenti più duri. A Marozzica ieri è stato arrestato un uomo che aveva nuovamente maltrattato l'ex moglie e sappiamo che c'è un boom di richieste di aiuto ai centri antiviolenza. Andiamo da Vanessa Banzato. Buongiorno a te direttore, alle persone che ci stanno seguendo. Già, come hai detto tu, c'è un aumento importante di denunce, di segnalazioni, soprattutto ai centri che si occupano di queste donne vittime di violenza domestica. Sempre il protagonista è ex compagno, ex marito, ma anche padre, ma anche fratello, che si avventano, non accettano intanto, se si tratta di compagno o marito, non accettano il fatto di essere o fidanzato di essere lasciati,
e si tratta invece di padri o fratelli, non accettano magari una richiesta di, la chiamano insubordinazione femminile, una richiesta di diritto da parte della sorella o della figlia. Mi trovo assieme a Maria Pia Mainardi, che è la responsabile referente dello spazio donna di Bassano del Grappa, che proprio ci ha dato dei dati importanti. Addirittura mi diceva Maria Pia Mainardi, in una mattina soltanto 5 donne si sono rivolte allo spazio donna di Bassano del Grappa. Pensiamo a una realtà piccola, ma questo è il dato forse che fa ancora più specie. Sì, ma è una mattinata, voglio dire, ieri, ma succede questo molto spesso, tanto che abbiamo anche preoccupazione per il numero di operatrici che abbiamo, perché le richieste sono veramente tante. Direi che sono abbastanza partite dal momento in cui c'è stato il femminicidio di Giulia. Ecco, dicevamo che questo femminicidio ha colpito in maniera particolare perché i ragazzi erano molto giovani, erano cosiddetta buona famiglia, erano ragazzi che studiavano, quindi era un ambiente anomalo tutto sommato, sembrava letteralmente educativo, quindi i ragazzi dovevano essere protetti, invece succede anche qua. Ecco, e poi adesso la grande famiglia che hanno trovato tra sorella e fratello, insomma, e padri, e quindi hanno comunicato questo grande dolore, e a noi credo è arrivato non solo alle donne che denunciano prima, ma anche alle mamme che vedono la ragazza o il ragazzo che hanno una relazione precoce, adolescenziale, come l'abbiamo avuta tutti. Però adesso temono il computer che viene aperto, temono le email che vengono lette, vengono il controllo sull'uscita da casa della ragazza, quindi vengono anche per domandare consigli. Però ecco, siamo anche contenti in un certo senso perché tutto questo ha mosso di più l'opinione pubblica e le donne cominciano a denunciare in tempo adeguato anche per i minori che ci sono in questa famiglia. Ecco, pare, dopo anche l'ultimo episodio che abbiamo riportato anche nei nostri telegiornali, di cui accennavi tu, direttore, proprio quello della donna di Luciana Conco e dell'ex compagno che è stato arrestato, lui aveva il braccialetto elettronico. Questo braccialetto elettronico che segnala se viene violato lo spazio delimitato appunto dagli inquirenti, lo spazio di avvicinamento alla donna che fa denuncia. A volte non basta neanche questo, però lo abbiamo visto, l'abbiamo constatato anche in quest'ultimo episodio. Io su questo problema ho un po' di difficoltà a parlarne perché noi usiamo estrema riservatezza sulle situazioni. Non andiamo nello specifico, parliamo in generale di quello che sta succedendo. Certamente, ecco, la riservatezza è uno dei nostri prodotti, diciamo, di questo centro, di questa stanza. Quindi noi ascoltiamo sempre la donna, ascoltiamo senza pregiudizi e quindi lei è libera di dire quel che vuole all'interno di un punto molto riservato. Ecco. Certo che si mette di tutto per cercare di frenare questo disagio, che ogni volta che apriamo il televisore ce n'è una in più e ci abituiamo un po' a questo delitto, no? Ci abituiamo, quindi cerchiamo in tutte le maniere di contrastarlo, però non si è ancora inventato la cosa giusta. Anche il braccialetto ha i suoi pro e contro, perché poi quando l'uomo si muove suona continuamente dei carabinieri, questi sono sotto controllo ogni momento, quindi diventa difficile anche trovare l'espressione giusta. E quindi il braccialetto è uno di quelle, può essere utile, però diventa anche laborioso, ecco, soprattutto per le forze dell'ordine. Serve maggiore educazione, è stato detto fin dagli asili, per cercare di far capire l'importanza della parità di diritti tra maschi e femmine, ma tra l'altro servono anche, chiedo ad Alessandro Costacurta se riesce a inquadrare questo volantino, serve anche un'educazione a livello finanziario proprio, giusto? Certo, spesso le donne non hanno conto in banca, non c'è questa cultura di dire quando ricevo il mio stipendio mi faccio il mio conto. Quindi è stato aperto dal Comune di Marostica, che noi abbiamo molto elogiato questa iniziativa, e nell'arco di qualche giorno si sono iscritte 80 donne, quindi dovremo fare un altro corso per poterle... Ecco, questa è una cosa positiva, da cosa nasce cosa, diciamo, no? Ecco, ci siamo accorti che le donne non hanno questa possibilità, nel momento in cui si separano c'è la macchina costruita in due, c'è l'appartamento costruito in due, c'è il conto in banca costruito in due e loro non sono più liberi di uscire in maniera tranquilla. Ecco questo. Certo, direttore, c'è ancora tanto da fare, però ecco, un passetto alla volta, forse davvero nella nostra società si riuscirà a raggiungere quella parità tanto agognata tra uomini e donne, e soprattutto si riuscirà
si spera, a scrivere la parola fine alle tante aggressioni che quotidianamente avvengono da parte dell'uomo sulla donna. Per il momento è tutto, da Bassano ti ricevo la linea. Grazie a Vanessa Banzatto e alla sua ospite. Vediamo una notizia dall'Arena di Verona, ne abbiamo già dato conto in apertura. Donava protesi ai bambini vittime di guerra. Luca è morto in moto in Angola. Spirito forte al servizio degli altri. È una tragedia che ha riguardato questo cittadino veronese. Torniamo alla politica, perché continuano le grandi fibrillazioni all'interno della Lega in vista delle europee e delle regionali. Sentiamo questo duro affondo di Roberto Marcato, che è contrario, assolutamente contrario, a una possibile candidatura del generale Roberto Vannacci con la Lega alle prossime europee. Se, come dicono i sondaggi, la Lega totalizza un 5,5, Salvini deve dimettersi. La trova d'accordo? Beh, allora, se questo dovesse essere il risultato, non si pone neanche più il problema Salvini sì, Salvini no. Si pone il problema Lega sì, Lega no. Cioè, se noi dovessimo arrivare al 5,5%, non voglio neanche immaginarlo, ma a quel punto là c'è la sopravvivenza stessa del partito, quindi va rivisto drammaticamente tutto. Il rilancio elettorale della Lega passa per candidati come Vannacci? Ma per carità di Dio, cioè io non ho capito, io spero che non si candidi con noi e lo dico apertamente, lo chiedo anche al segretario federale di non fare questa scelta, perché insomma non abbiamo bisogno di candidati che parlano della gonna del cantante Mengoni, abbiamo bisogno di candidati che ci dicano che vanno in Europa per migliorare la capacità di fare impresa dei nostri artigiani, che migliorino la fiscalità, che rendano questa Italia più forte nei confronti del mondo, che ci sia una regolamentazione del commercio mondiale, che ci sia una visione alta della politica estera, che ci sia la volontà di risolvere i conflitti internazionali. Noi abbiamo bisogno di persone che ci dicano queste cose. Francamente, di cosa pensa Vannacci della gonna di Mengoni non interessa a nessuno, non deve interessare a nessuno e non è nemmeno un tema di discussione. E domani a Noventa Padovana ci sarà il direttivo regionale della Lega per decidere il futuro di Gianantonio D'Arè dopo l'insulto a Matteo Salvini. Lo stesso D'Arè, ospite a Focus, l'altra sera aveva contrattaccato. Adesso mi butteranno fuori, probabilmente sì, però è giusto anche dire le cose come stanno. Io ho lavorato per la Lega e sono in questo partito da 41 anni, mi butteranno fuori certamente dalla Lega Salvini, ma io rimarrò nella Liga Veneta, Lega Nord, di cui sono iscritto dal 1982. Lo rimarca Gianantonio D'Arè nel salotto di Focus, ospite del direttore Luigi Bacialli, consapevole l'europarlamentare ed ex segretario regionale di avere già un piede fuori dal carroccio. Ma il suo distinguo è chiaro: il carroccio di oggi, la Lega di Salvini, non la mia Liga. Giochiamo di fantapolitica, e se alla fine una secessione arrivasse, ma non della Padania, e se nel caso di un'espulsione D'Arè riuscisse a raccogliere un gruppo consistente di lighisti duri e puri, scontenti del Partito Nazionale Salviniano schiacciato a destra, e costruisse un movimento veneto che torna alle radici, sul modello del Comitato per il Nord voluto da Bossi. Fantapolitica, si diceva, almeno per ora. La realtà dice che una data c'è per capire cosa accadrà nell'immediato. Giovedì sera il direttivo regionale a Noventa Padovana, unico punto all'ordine del giorno: sanzioni disciplinari. D'Arè non fa una piega e racconta che quel cretino all'indirizzo del leader è arrivato dopo la goccia che secondo lui ha fatto traboccare il vaso: la visita di Salvini al padre della compagna Denis Verdini in carcere. Non il massimo per un partito che fa della certezza della pena una sua bandiera e anche un errore politico. Va in carcere con l'avvocato dopo che questo gli è stato revocato gli arresti domiciliari perché giustamente andava a pranzo e a cena in giro per Roma. È chiaro che non fa una grande figura come segretario del partito e sicuramente non fa una grande figura come ministro della Repubblica. Questa vicenda non può essere di buon auspicio in virtù delle europee, di una competizione così importante. Questo è un errore strategico, politico, e la mia è stata una dichiarazione politica
forte sicuro, ma necessaria. La goccia dunque di un vaso già colmo, dai principi della Lega salviniana all'accusa di un mancato ascolto del territorio, già in tempi non sospetti. Voglio ricordare che in 3 anni e mezzo di segreteria regionale non ho ricevuto una telefonata da Matteo Salvini. Allora, questo è indicativo. In mano agli attuali vertici la partita di Darè è delicatissima. Nel Carroccio in queste ore sembrerebbe prevalere il male minore. La cacciata subito, con probabili settimane di polemiche infuocate ma destinate a scemare mediaticamente giusto in tempo per le europee, piuttosto che mantenere lo status quo e subire continui attacchi, soluzione che renderebbe il partito più fragile. Il diretto interessato intanto sembra più tranquillo di tutti e proprio il segretario regionale Alberto Stefani lancia forse l'ultima stoccata come leghista eretico. Lui si era appena laureato e io l'ho mandato a Roma a fare il parlamentare e io sono rimasto a fare il segretario regionale sul territorio, perché chi sceglie non deve scegliersi. Questo è un mio principio che non vale più in questa Lega. Servizio di Nicola Zanetti, che è il nostro caporedattore centrale. Siamo andati a sentire sui rischi di espulsione di Gianantonio Darè i suoi concittadini a Vittorio Veneto. Darè ha usato dei toni critici nei confronti di Salvini e domani rischia l'espulsione dalla Lega. Bene, questo non è sicuramente un sistema democratico, anche se io in realtà appartengo a un'altra idea politica, insomma, ma comunque questo qui sicuramente denota ancora un modo di fare politica autoritario e despota. Io conosco Tony Darè di vista, penso che avrà dei buoni motivi per uscire dalla Lega, ne avrà piene le tasche. Deve essere garantita comunque la libertà d'espressione. Certo, i toni sono stati un po' più coloriti, diciamo, ma io sono sempre per la libertà d'espressione che deve essere comunque garantita. Un segretario di un partito non può agire secondo dei diktat, ma deve garantire anche lui a tutti i suoi elettori e comunque dovrebbe dare l'esempio di come il dialogo e comunque deve essere sempre mediato nel miglior modo possibile. E tutti questi politici qua hanno un unico padrone, per cui che sia Tony Darè che sia un altro, la minestra non cambia. Per quando usano i toni pesanti sono sempre leggeri. Non lo conosco, ma ha fatto benissimo. A usare i toni che ha usato? No, non so niente, ma un leghista è un putiniano sicuro, quindi fuori da tutto, fuori da Vittorio, da Treviso, dall'Italia. Un leghista è un putiniano, cosa fa? Cosa fa nel nostro Parlamento? Non so, forse è un'esagerazione espellerlo per questo motivo, perché un politico deve anche accettare le critiche. La penso così. Tony Darè è simpaticissimo, una bravissima persona. Di politica io non so nulla. Darè comunque da vittoriese doc, insomma, ci dispiacerebbe, quello è vero. Comunque è un rappresentante della cittadinanza che fa sempre, insomma, è sempre un orgoglio per la cittadinanza. Opinioni raccolte da Federico Fusetti a Vittorio Veneto. Andiamo 2 minuti in pubblicità con i nostri registi Andrea Basso e Renato Capoia. Tra poco state con noi. Ancora le fiamme gialle in piena azione hanno denunciato 5 persone che esercitavano l'attività di compro oro in modo abusivo all'interno di un albergo. Pubblicizzavano così la loro attività di compravendita di oro e pellicce usate attraverso annunci ripetuti su alcuni giornali locali. Peccato che dell'attività non esistesse traccia nei registri appositi, né tantomeno alcuna iscrizione. A chiedere conto ai responsabili del compro oro, aperto temporaneamente presso un hotel dell'Interland padovano, si sono presentati militari della Guardia di Finanza del gruppo di Padova, che hanno identificato i responsabili, 4 cittadini stranieri e un italiano, al lavoro nell'acquisto di oggetti di valore dai clienti attirati dai prezzi più che vantaggiosi. Al termine degli accertamenti, per i 5 è scattata la denuncia con l'accusa di esercizio abusivo dell'attività di compro oro, sottoposti a sequestro probatorio,
i preziosi pietre, anelli, bracciali, orecchini, monili e pepite d'oro, di cui si sta stimando con esattezza il valore. In poco più di un anno 2 dipendenti infedeli di un fast food hanno arraffato, utilizzando i loro badge e quelli dei colleghi, 31.000 euro dalle casse del locale. In 14 mesi sono riusciti a portare via ben 31.000 euro dalle casse del fast food dove lavoravano. A finire nei guai 2 dipendenti infedeli di una nota catena di ristorazione di 46 e 36 anni, entrambe del veneziano. Le indagini da parte dei carabinieri di Treviso sono scattate quando i responsabili si sono accorti degli ammanchi. L'episodio è avvenuto in un locale della provincia di Venezia, mentre la società che gestisce gli esercizi di ristorazione ha sede a Treviso. Le donne utilizzavano sia il loro badge che quello degli altri dipendenti momentaneamente assenti dal lavoro. In pratica avevano tentato di eludere eventuali controlli sugli ammanchi addebitando le somme a pasti asseritamente fruiti, ma in realtà indebitamente sottratte dalle casse dell'esercizio di ristorazione dove lavoravano. Pensavano di essere riuscite a farla franca e indisturbate continuavano il raggiro fino all'arrivo dei carabinieri, che hanno svolto gli accertamenti in piena collaborazione con la parte lesa e che hanno messo fine all'imbroglio. Le dipendenti, che sono state ora sospese dal posto di lavoro, rischiano anche l'accusa di furto aggravato e sostituzione di persona. E avrete sentito ieri sera a Focus il sindaco Brugnaro lanciare l'allarme sicurezza a Venezia, dove non si ferma l'emergenza borseggiatori, tanto per fare un esempio. I cittadini non distratti lanciano a loro volta un appello a tutte le istituzioni, sostenendo che non è più un fenomeno di microcriminalità, ma che ad agire sono vere e proprie organizzazioni a delinquere con ramificazioni internazionali. È successo pochi giorni fa che un signore di 87 anni, al momento di fare un prelievo al bancomat, si è trovato una ragazzina di 18-20 anni che era strappato dalle mani, ha strappato il portafoglio e è scappata via. Metti giù le mani, metti giù le mani, metti giù le mani, signora! Signora? Ho visto un anziano che era in difficoltà perché cercava il portafoglio e poi abbiamo scoperto che il portafoglio gli era stato rubato nella linea 1. Era un anziano di 82 anni, appena arrivato, un turista. A Venezia e Mestre i borseggiatori non esitano a prendere di mira i soggetti più deboli, ma dall'esperienza dei cittadini non distratti, forti di un confronto con associazioni analoghe persino all'estero, da tempo ormai è affiorato qualcosa di più inquietante, qualcosa di cui ci si rende conto se invece di prendere in considerazione i singoli casi si allarga lo sguardo all'intero panorama, anche oltre confine. Queste sono organizzazioni criminali, mi dispiace dirlo, è una parola molto grossa, questa qui è una mafia a livello europeo e qui bisogna indagare. Ecco, noi avevamo fatto un esposto ancora nel 2017 o il 2018, ci sono milioni che girano. Contrariamente a quanto si potrebbe pensare, dunque, il borseggiatore non è più un piccolo criminale che vive di espedienti giorno per giorno, è un affiliato di organizzazioni più ampie con ramificazioni internazionali. Recentemente in Veneto sono state avvistate borseggiatrici arrivate dalla Spagna. Eccole qua, attenzione borseggiatrici! Attenzione pickpocket, carterista! Sono gruppi organizzati, addestrati alla razzia, che battono a tappeto il territorio. Peraltro una delle ultime frontiere, il furto in treno, anche di bagagli. E se vengono scoperti non è esclusa la reazione violenta. C'è anche il problema che purtroppo adesso utilizzano degli spray al peperoncino e nemmeno quelli legali, quindi sono ancora più nocivi per la salute. E li spruzzano appunto negli occhi e prendono le vie respiratorie e ci si ritrova anche in pronto soccorso con questi problemi che vengono risolti in parecchi giorni. Servizio di Filippo Fois, adesso torniamo nel Bassanese, vediamo come stanno andando le cose con la viabilità a Rosà. C'è una grossa polemica, uno scontro sulla variante. Sentiamo. Rosà fa rima con viabilità, questione di metrica e di politica. È già perché ancora una volta la viabilità ha segnato un solco proprio nella politica rosatese, prima, durante e dopo il Consiglio Comunale che ha certificato il no dell'amministrazione al progetto fortemente impattante della cosiddetta variante Valsugana Est.
progettazione che, è bene ricordarlo, al momento non esiste. Su questo punto l'amministrazione di Elena Mezzalira si aspettava un voto unanime, invece la proposta della maggioranza non ha fatto breccia nell'opposizione, che spiega perché ha detto no. Siamo stati costretti a votare contrario perché nell'atto di indirizzo non era solo una presa di posizione contro la variante ANAS, ma era una presa di posizione anche a favore della bretella Ovest. Noi siamo contrari alla bretella Ovest perché se Rosà ha già dato tanto in termini di consumo di suolo, in termini di traffico, non deve proprio più darlo in nessun luogo del nostro territorio, né ad est né ad ovest. L'opposizione punta sul completamento della strada statale del Santo e il suo innesto nello svincolo di Loria per formare un asse di traffico in grado di alleggerire la pressione sul centro di Rosà. Sull'ipotesi bretella Ovest, Giulia Vanin è critica. Non è stata mai condivisa con le amministrazioni, con l'amministrazione di Tezze e di Fontaniva, e quindi è a tutt'oggi irrealizzabile, perché se non si mettono d'accordo i comuni, se non sono tutti d'accordo, è impossibile portare avanti questa proposta. I centri cittadini si stanno desertificando, chiudono tanti negozi per affitti che a volte sono astronomici, mancanza di parcheggi, tante ragioni. Vediamo e noi cerchiamo di capire cosa sta succedendo a Bassano del Grappa da qualche tempo, soprattutto per quanto riguarda la chiusura di molti esercizi. Prosegue la nostra inchiesta sui negozi e le attività commerciali chiusi in centro storico. Un viaggio nella crisi e nelle difficoltà a cui la politica e non solo non hanno saputo trovare soluzione ai problemi. Siamo in Via Verci, in pieno centro storico, e per anni alle mie spalle è rimasto aperto un importante negozio di casalinghi. Negozio che, come potete vedere, si è aggiunto alla lista lunga di attività che hanno dovuto chiudere. Una lista che, entrando in via Marinali, diventa quasi un bollettino di guerra. Guardate in poco più di 100 metri quanti sono i negozi chiusi. Per le attività commerciali della zona qualcuno ha ribattezzato via Marinali la via del Calvario, un calvario iniziato con la chiusura del tribunale. Tribunale che, finché è rimasto aperto, garantiva un passaggio di gente, di imprenditori, di dipendenti e la presenza di persone che animavano e vivevano il centro. Invece adesso la situazione, anche di fronte alla cittadella della giustizia, è questa. Chi lavora in via Marinali ci spiega qual è uno dei problemi. Il turismo qua è conosciuto solo nella prima e seconda piazza fino al ponte, non sapendo le vie più periferiche che sono comunque ad alto livello, a livello di ristorazione, anche gli altri tipi di locali, negozietti e tutto. Bisognerebbe un po' spingere un po' una pubblicità, non so come dirle, però che comunque spinga il turista a fare tutte le vie. Intanto anche in via Marinali si sente l'aria frizzante delle elezioni amministrative, con alcuni spazi sfitti utilizzati come sede di una lista civica, ma è solo un venticello passeggero. Quello che resta è un problema che riguarda tutta Bassano. Così dice Alex Giuliano, e sta diventando davvero una barzelletta, se no per non dire di peggio, la questione della cittadella giudiziaria che è ancora chiusa nonostante presentazioni, annunci di prossima apertura, è ancora lì, no? Abbandonata, con i vicentini che mettono i bastoni tra le ruote e i bassanesi costretti ad andare a Vicenza. Andiamo a Cassola, dove a San Giuseppe aprirà un nuovo centro sollievo per le famiglie dei pazienti con decadimento cognitivo. Un nuovo centro sollievo a Cassola, una risposta alle famiglie dei pazienti con decadimento cognitivo. Aprirà a settembre a San Giuseppe, nell'ex biblioteca comunale di via Monte Ortigara, una struttura a sostegno delle famiglie di malati di Alzheimer e di altre forme di demenza. È un nuovo progetto che si inserisce a Cassola, ma che rientra in quello ampio aziendale. Noi abbiamo 16 centri sollievi in tutta l'azienda, 8 solo nel distretto 1. Questo sarà il 9° centro che aprirà, come si diceva, a settembre,
settembre, grazie all'associazione Amat che mette a disposizione i volontari. E a Cassola si cercano volontari. Questa struttura si regge operativamente su persone volontarie. Noi dobbiamo, per ogni 3 utenti, persone che frequentano, dobbiamo garantire la presenza di un volontario. Significa sostanzialmente, per venire a Cassola, che abbiamo bisogno di trovare 8-10 persone disponibili. Prevista il 15 marzo una riunione informativa aperta alla cittadinanza nella sala civica di Via Sanzio, in cui verranno raccolte le prime adesioni. A selezionare invece gli utenti l'azienda sanitaria, che sulla base delle diagnosi di demenza andrà a comporre una prima rosa di ospiti con un tetto massimo di 15 persone. Potranno accedere anche le persone degli altri comuni, ovviamente appunto la priorità verrà data ai residenti del nostro territorio. Nelle zone limitrofi c'è Rossano, Rosà, Romano, nel territorio di Cassola mancava. Assistenza per qualche ora, 2 giorni a settimana, un progetto sociale che nascerà dando vita a una struttura comunale al momento dormiente. Verrà realizzato nell'ex scuola elementare, che poi è diventata biblioteca, ex biblioteca, e anche ex ambulatorio medico, che è stato per 1 anno circa qui a San Giuseppe. Quindi sono vari ambienti di cui verranno utilizzati soltanto l'atrio enorme dove si può giocare, una stanza, la cucinetta e 2 bagni. Direi che è molto bello perché è anche all'esterno uno spazio riservato, essendo ex biblioteca, ex asilo, ex scuola elementare, con verde, con alberi, con ombra, quindi direi che è l'ideale per questa situazione. E sulla questione del centro anziani Angarano siamo tornati a sentire il vice sindaco Zonta. C'è il caffè sospeso e poi c'è il caffè che in sospeso ha lasciato questo. Riepiloghiamo la faccenda che abbiamo già trattato nel nostro TG del 20 febbraio. Siamo al circolo ricreativo di Angarano, frequentato da oltre 130 anziani. Poco distante da qui, nel 2019, la sindaca Elena Pavan inaugurò la sua serie, molto breve a dire il vero, dei caffè nei quartieri. In quell'occasione l'amministrazione promise ai residenti di Angarano che avrebbe sistemato e riqualificato la struttura, ma le cose non sono andate proprio così. Questa struttura che si vede adesso l'avevamo fatta con i contributi volontari dei nonni, ma era necessario togliere il cantiere edile che abbiamo alle spalle. Ebbene, abbiamo chiesto spiegazioni al vice sindaco Andrea Zonta. Innanzitutto quel bocciodromo ha un investimento di circa 180.000 euro su cui stiamo predisponendo un progetto che prevede la divisione della bocciofila in 2 parti, una dedicata al centro anziani e una dedicata ad associazioni. L'amministrazione fa sapere che i lavori svolti all'interno non sono stati autorizzati, confermando da una parte l'immobilismo sulla questione in sospeso da 5 anni e dall'altra puntando il dito su chi è intervenuto senza permesso. Chi ha creato quella situazione si prenda le proprie responsabilità. Chi li ha fatti, ma sicuramente non c'era un disegno e un progetto condiviso con l'amministrazione pubblica. Ad ogni modo, quale sarà il futuro prossimo del centro anziani? Noi contiamo che è un progettino che probabilmente vedrà sicuramente la luce dal punto di vista realizzativo dopo la metà dell'anno e entro i primi mesi dell'anno prossimo sarà sicuramente concluso. 8 comuni del Trevigiano avevano fatto ricorso contro il bacino di laminazione sulle Grave di Ciano, presentato al Tribunale delle Acque di Roma, ma questo ricorso è stato respinto, quindi la svolta autorizza la Regione del Veneto, in particolare l'assessore Bottacin, a partire con i lavori nel segno di un'opera fondamentale, dice Bottacin, che è indispensabile per evitare grossi danni quando il Piave è in piena. Vediamo. È una decisione alla quale noi ci sottomettiamo. Speravamo magari in qualche credito in nostro favore.
che non c'è stato. La sentenza è stata questa e continueremo a presentare quelle che sono le nostre esigenze. Il Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche di Roma ha emesso la sentenza, bocciato il ricorso presentato dagli 8 comuni rivieraschi contro la realizzazione del bacino di laminazione sulle Grave di Ciano. Da Crocetta del Montello, comune maggiormente interessato dall'eventuale costruzione delle casse di espansione, la determinazione è a continuare ad opporsi all'opera, ma anche l'auspicio di un dialogo aperto con la Regione. La nostra preoccupazione è che venga data via libera a un progetto che non corrisponda alle esigenze di questo territorio. Ma noi da questo punto di vista siamo fiduciosi che questo induca anche le istituzioni ad un dialogo con noi. Quel dialogo che ci è sempre mancato. Regione che esulta all'indomani della sentenza annunciando di essere subito pronta a partire con la progettazione. Il Tribunale ci ha dato ragione su tutti i fronti, il commento dell'assessore regionale alla protezione civile Giampaolo Bottaccin, smentiti coloro che affermavano che stavamo sbagliando. Mi auguro che adesso chi ha fatto il ricorso si renda conto della necessità di realizzare i bacini di laminazione. Il Tribunale ha evidenziato la priorità assoluta verso la tutela dell'incolumità pubblica. Dopo 8 anni finalmente ha messo la parola fine a questa diatriba. Ferma la posizione di Palazzo Balbi, mentre i municipi rivieraschi dicono di non voler fermarsi a questa sentenza. La priorità, la difesa di un territorio ricco di biodiversità. E noi continueremo, ovviamente, è un nostro compito specifico. Le Grave di Ciano rappresentano 1/3 del territorio del comune, è un territorio che viene sempre più conosciuto e valorizzato e apprezzato anche dal circondario e non possiamo permettere che vengano degradate. E i comuni sconfitti chiedono un tavolo per un progetto che accontenti tutti, mentre plaudono i sindaci del Basso Piave, un bacino necessario, dicono, per garantire l'incolumità delle persone. Bisogna fare tutto quello che è necessario fare per tutelare l'incolumità pubblica e la sentenza chiaramente va in questo senso. Qui in questa situazione è la situazione che era il 2010. Con il nuovo piano di gestione rischio alluvioni, come vediamo, diventiamo tutti in questa situazione di rosso, quindi di pericolosità altissima. Sentenza emanata, ora è tempo di agire e in fretta. La priorità, l'incolumità delle persone. Sono queste le prime reazioni dei comuni che da anni chiedono che le casse di espansione sulle Grave di Ciano vengano realizzate. I problemi ci sono, quindi proprio su questo, essendo che eravamo a un livello comunque di decisione e nemmeno di progettazione, era giusto cercare di mediare e fare delle valutazioni su quali interventi possibili erano da fare, ecco, su quest'avio, senza appunto creare questi scontri che hanno fatto solamente perdere tempo. Un ricorso basato su un progetto non definitivo, per questo, continua il sindaco di Cornuda Claudio Sartor, si è giocato sul muro contro muro. Io credo che le sentenze non si commentino ma debbano essere rispettate. Altro punto è quello che c'è da fare da qui in poi, che è continuare a parlarsi, riflettere insieme, sedersi intorno a un tavolo, perché è sicuramente un'opera importante, è un'opera che impatta sul territorio ed è giusto che il territorio sia coinvolto. Dopo la sentenza del Tribunale delle Acque che ha bocciato il ricorso presentato dai comuni rivieraschi, questi ora chiedono un dialogo aperto con le istituzioni per la fase della progettazione. E noi non ci dimentichiamo che il problema esiste sull'asta del fiume Piave e adesso che inizia la fase progettuale speriamo di essere coinvolti e che venga fatta, se deve essere fatta, un'opera che accontenti un po' tutti. Un progetto intanto non c'è ancora, quindi aspettiamo di vedere le carte e poi capiremo di cosa vogliamo discutere. Andiamo in pubblicità, altri 2 minuti e poi torniamo subito con Focus TG. State con noi. Treviso, la splendida Treviso, candidata a capitale italiana della cultura 2026, audizione ieri a Roma davanti ad una commissione che è rimasta impressionata da un dossier voluminosissimo presentato. Soddisfatti il sindaco Mario Conte e il presidente della regione Luca Zai.
Treviso ci riprova e davanti alla commissione che dovrà assegnare il titolo di Capitale Italiana della Cultura 2026 è stato presentato il dossier con investimenti da 14 milioni di euro. Un titolo conteso da altre 9 città. A prendere la parola per primo il sindaco Mario Conte, soddisfatto. È stata un'esperienza straordinaria con la forza di avere alle spalle una comunità che ci ha aiutato passo dopo passo a costruire un dossier che ha impressionato positivamente la commissione. Ce l'abbiamo messa tutta, abbiamo messo in campo i giovani, l'arte, la musica, la bellezza, il paesaggio, la natura, i valori, la trevigianità. Con questa candidatura presentiamo una città, Treviso, che vive già di cultura. 11 musei, 10 biblioteche, 5 teatri, 60 grandi eventi, tra cui 5 premi letterari. Non a caso è definita la piccola Atene, l'appello del presidente Zaia. Noi comunque ce l'abbiamo la capitale della cultura, nel senso che noi sappiamo che portiamo qui in dote una città di 86.000 abitanti che vive di turismo culturale e ci sentiamo la responsabilità di far bella figura al paese. Fabrizio Malacchin, direttore dei Musei Civici di Treviso, punta sulle iniziative culturali in città. Nel nostro dossier ci sono tanti progetti dedicati all'arte e alla valorizzazione del nostro patrimonio. Cito tra questi il ciclo di Tommaso da Modena, che sarà riallestito dopo il grande investimento fatto dall'amministrazione nella ricostruzione dell'abside e della chiesa, ma potrei citare ancora un altro progetto importante, che è quello della schedatura delle opere che sono ancora nei nostri depositi, quindi sono ancora nascoste, del 6 e del 700, quindi pensate a opere che vanno da Antonio Zanchi fino a Giambattista Tiepolo e che diventeranno poi l'occasione per una straordinaria mostra. E poi a chiudere il video con l'appello dei VIP che hanno scelto Treviso come città in cui vivere. La città di Treviso ha sempre avuto una grandissima cultura dello sport, dal rugby logicamente, che è un po' la capitale d'Italia, la pallavolo, la pallacanestro e anche il tennis. Treviso, capitale italiana della cultura, perché io potrei fare da Cicerone, so tutto su Treviso, perché a me a Treviso ha portato il cuore, però poi mi sono innamorato anche di tutta la città. E poi Treviso, lungo il suo fiume, il Sile, ha tantissime ville venete nelle quali si possono trovare ancora tracce di pitture del Tiepolo e soprattutto la storia palladiana di tutte le più belle ville del Veneto, per cui insomma Treviso, capitale della cultura. Grande Red Canzian, che diciamo è veneto fino al midollo, un po' meno al Mago Forest, se non ho capito male. Comunque è una giovane autrice trevigiana, l'autrice di un libro che si intitola Insultario Veneto Italiano, è la raccolta di imprecazioni, parolacce e modi di dire in veneto tradotti in italiano. Battesà con l'acqua dei folpi, ma a testa da battarpai. Sono solo alcuni degli oltre 700 termini raccolti nell'Insultario Veneto Italiano, un dizionario dalla A alla Z scritto da Maria Letizia Pivato, che nasce da un'idea di Walter Basso, già autore di libri come Insultario e Dizionario da Scarsea. Abbiamo preso tutti questi termini, abbiamo creato un vero e proprio abbecedario di offese, insulti, ma anche frasi fatte, modi di dire, insomma cose anche un po' scherzose, non necessariamente offensive. Nel volumetto l'autrice ha inserito termini presi dai testi di Walter Basso, oppure trovati in libri e dizionari, ma soprattutto parole e modi di dire raccolti in momenti di vita quotidiana in una ricerca iniziata nel 2016. Tantissime parole sicuramente provengono un po' anche da quella che è la tradizione di casa, perché sono parole che mi ricordano un po' i miei nonni, con cui si chiamavano quando battibeccavano, o comunque che si sono sempre usate a casa. Altre provengono banalmente da osterie, bar, insomma quando gli anziani giocano a carte. C'è l'obiettivo di preservarla, farla conoscere e anche un po' capire certe parole che provenienza hanno, perché spesso e volentieri si perdono nel corso dei secoli. Un libro che non intende essere rivolto solo ai veneti. Ai veneti, perché comunque stimola, rievoca dei ricordi, insomma, e invece può insegnare in qualche modo qualche parola alternativa nuova anche a chi veneto non lo è, però magari si trova nel territorio un po' per caso, e anche per sapere a volte rispondere a tono quando un veneto ti insulta, almeno sai che cosa puoi rispondere. Complimenti a Maria Letizia Pivato e finiamo qui da questa edizione di Focus TG. Ringrazio ancora Andrea Basso e Renato Cappoia in regia. Stasera ci rivediamo
a Focus alle 21:15. Grazie molte per aver scelto Focus TG e buona giornata.